della zona qui di Montegliano, di Lestizza, che hanno voluto fortemente organizzare questo evento sull'agricoltura sostenibile e sulla nostra proposta di legge. Ringrazio i relatori, a partire da Marco Zullo, che è il nostro parlamentare europeo, a Ilaria D'Azovo, che è la nostra consigliera, a Silvia Benedetti e Busato, scusami, che abbiamo pensato di invitare così d'amblè perché all'ultimo momento poi abbiamo chiesto di partecipare anche a lui e poi lui vi spiegherà, è il presidente di Assocanapa, giusto, in Veneto, e ha portato alcuni prodotti perché a noi piace anche toccare con mano le cose di cui parliamo. E quindi sì, volevo ringraziarvi e ringraziare anche il sindaco che ci ha dato la disponibilità della sala e che interviene questa sera. Grazie e do subito la parola a Ilaria che poi introduce l'argomento e darà la parola agli altri relatori. Grazie. Ciao a tutti, io vi ho preparato un paio di slide così è anche più semplice sia per voi vedere che per noi dare un po' i dati. Allora, intanto una volta, voglio dire, fino a tempi antichi, la canapa era una pianta che veniva usata ed era molto diffusa. Veniva utilizzata per la sua versatilità e anche perché appunto tutta la pianta può essere utilizzata per vari scopi. Sì, come in Cina, fin dalla preistoria, veniva usata per corde e tessuti e più di 2000 anni fa è servita per fabbricare